Il Città di Avola passa anche all'Ezzo Vasi di Piraino, la squadra di Attilio Sirugo firma un successo pesantissimo, 1-0 alla Nebros, quinta vittoria di fila e 11ª in campionato. 3 punti che valgono la conferma del primato nel girone B di eccellenza, in coabitazione con il Modi che è la miglior difesa del torneo con appena 5 reti subite. La gara parte subito con ritmi alti, gli ospiti si fanno vedere in apertura con Dos Santos ma il suo tentativo viene neutralizzato da Sendin. La Nebros risponde con Ferré, prima con un sinistro dal limite che finisce al lato, poi con un colpo di testa su cross di Agolli bloccato dal portiere Santillo. Nel finale di primo tempo però l'Avola alza il giri, Diop ci prova su punizione ma trova una super parata di Sendin. È solo il preludio al gol che arriva al 39esimo quando Fratantonio sfrutta una respinta della difesa su calcio piazzato e col mancino insacca alle spalle di Sendin. È l'1-0 per la squadra rossoblù, mentre per il classe 2003 arriva la terza rete in campionato. Nella ripresa la Nebros tenta con decisione di riequilibrare il match, il capitano Travaglia ci prova 2 volte, Santillo risponde alla prima conclusione mentre la seconda deviata termina fuori misura. I padroni di casa spingono ancora con Ferré che non riesce a deviare un cross invitante di Agolli e con Panzarella che calcia da fuori mandando largo e poi su punizione che deviata finisce in angolo. Dal successivo corner però non nasce il pareggio sperato, dopo un assalto generoso la Nebros deve arrendersi, finisce 1-0 per il Città di Avola che vola a quota 34 punti e continua il duello testa a testa con il Modica. Applausi comunque per la squadra di Francesco Palmeri che resta ferma a 11 punti raggiunta dal Jar e ancora in una zona a rischio della classifica.